calcio il Trento ne fa 5 al Mori. Siamo al calcio, pioggia di gol nell'amichevole disputata oggi nel capoluogo fra Trento e Mori. Hanno vinto gli Aquilotti per 5-2, il servizio è di Stefano Povoli. La gara doveva svolgersi a Bassano contro la compagine di Lega Pro di Patron Renzo Rosso, ma l'impraticabilità del terreno di gioco vento ha fatto sì che il Trento sostenesse comunque l'impegno programmato, con il mezzogiorno di ghiaccio al Talamo contro il Mori di Marco Martini, che Stefano Manfioletti commenta così. Al di là che c'è saltata questa amichevole a Bassano, oggi siamo riusciti a comunque fare un'ottima sgambata contro il Mori, per cui bene da questo punto di vista, bene dal punto di vista fisico. È chiaro che abbiamo dei carichi di lavoro abbastanza importanti per questo momento qua e cerchiamo di dare comunque 90 minuti nelle gambe a tutti quanti. Il test si è giocato su buoni ritmi, coi giallo-blu non ancora brillantissimi, ed un Mori che ha messo in mostra i nuovi innesti ed alcuni giovani interessanti. Dopo una fase di studio con un paio di occasioni per entrambe le squadre, è il Mori a passare in vantaggio al 25esimo, con l'ex Marzocchella, lesto a raccogliere un passaggio in verticale e a dribblare Demez in uscita. Il Trento risponde prontamente, con la tripletta di Brusco in meno di 10 minuti, con il classe 97 bravo a farsi trovare pronto sia di testa che di piede. Nel mezzo, una punizione di Asa che sbatte sotto la traversa e pare terminare oltre la linea di porta. Nella ripresa il Trento lascia in campo solo 2 elementi degli 11 iniziali e si rende pericoloso in avvio con alcune conclusioni, cui risponde il solito Asa con un pallonetto al 14esimo, palla respinta dalla traversa e tap-in di testa dello stesso attaccante moriano. 3 giri di lancette ed è Gherardi a calciare verso la porta difesa dall'altro ex Fraccalossi. Ferraglia si fa trovare pronto sulla traiettoria e porta gli Aquilotti sul 4-2. Prima che Brusco metta il quarto sigillo personale sul definitivo 5-2 alla mezz'ora. A fine gara, le valutazioni del direttore sportivo del Trento Claudio Rastelli sui prossimi impegni di Coppa Italia che i gialloblu sosterranno contro la Clodiense e la Gemonese. È un test importante, misurarci anche con le altre regioni dopo la prima parte di campionato. Usciamo da fuori regione, andremo a rappresentare il Trentino fuori dai nostri limiti territoriali, per cui sarà sicuramente una bella esperienza, la prendiamo con il massimo impegno perché ci teniamo.